Diamo seguito a quello che già abbiamo fatto, l'eliminazione dei vitalizi per i nuovi consiglieri, ma pensiamo anche di eliminare i vitalizi anche per chi non è nuovo consigliere. Dall'altro ovviamente taglio dei fondi ai gruppi consigliari in maniera tale che i gruppi abbiano pagato il personale e le spese di funzionamento e poi tutta una serie di verifiche, di attività che vanno nella direzione che è auspicata dai cittadini. Riforme che proseguono in linea con quanto già fatto in questi anni. Luca Zaia si candida alla riconferma alla presidenza del Veneto con ben chiara la forma della nuova regione, sulla base di due parole d'ordine: più risparmi e più efficienza. Tra le riforme da mettere in campo nei prossimi 5 anni anche l'introduzione del voto di fiducia in Consiglio regionale, sulla base di quanto già avviene in Parlamento. E potrebbe essere esercitato nei provvedimenti topici importanti dove magari non si riesce a chiudere un accordo in Consiglio regionale. Il risparmio della nuova regione Veneto passa secondo Zaia anche attraverso la vendita di quel patrimonio immobiliare che finisce col pesare troppo al capitolo spese. Vendere Palazzo Balbi, per esempio, non deve essere considerato un tabù. Basterebbe pensare a quello che accade nelle nostre case. La casa deve essere piccola, efficiente, ben coibentata, deve puntare al risparmio energetico e tutte le stanze in più che hai sono solo una fonte di costo.